Un aggiornamento urgente sul mercato del Napoli. Importanti novità su un affare che sembrava promettente ma che ora incontra grossi ostacoli. Prima di tuffarci nei dettagli, lasciate il vostro like e iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati su tutte le vicende del nostro club preferito. Lorenzo Pellegrini, da sempre obiettivo del Napoli, sembra sempre più lontano da un trasferimento in Campania. Dopo settimane di speculazioni e colloqui esplorativi tra il direttore sportivo Giovanni Manna e l'agente del giocatore, la trattativa incontra ostacoli che potrebbero renderla impraticabile. Due sono i fattori principali che mettono a rischio l'affare e le possibilità di Pellegrini di vestire la maglia azzurra in questa stagione sono sempre più scarse. Secondo Ciro Venerato di Rai Sport, il gol di Pellegrini nel derby Roma-Lazio ha rafforzato la sua posizione nella squadra giallorossa, rendendo improbabile una sua partenza almeno fino alla fine della stagione. Inoltre, il Napoli, nonostante l'interesse iniziale, non si è mai fatto avanti con un'offerta concreta, lasciando il futuro del giocatore più allineato alla permanenza nella capitale italiana. Tra i principali ostacoli a un accordo, spiccano due questioni fondamentali. In primo luogo, l'elevato stipendio di Pellegrini, che supera i limiti che il Napoli è disposto a offrire al momento. Il giocatore, pedina fondamentale della Roma, ha uno stipendio che il club partenopeo considera incompatibile con la sua attuale struttura finanziaria. In secondo luogo, la recente valutazione del tecnico Antonio Conte sulla possibilità di trasformare Giacomo Raspadori in un centrocampista centrale ha ulteriormente raffreddato l'interesse del Napoli per Pellegrini. Conte vede nell'ex giocatore del Sassuolo il potenziale per occupare il posto che sarebbe andato al capitano della Roma. Con questi due motivi a sfavore del trasferimento, il Napoli sembra aver rivalutato le sue priorità e si è concentrato su altre opzioni più in linea con le esigenze immediate della squadra e con la sua politica finanziaria. E voi, tifosi, pensate che il Napoli debba insistere su Lorenzo Pellegrini, nonostante le difficoltà, o cercare alternative sul mercato? Lasciate la vostra opinione nei commenti e continuate a seguire i nostri aggiornamenti per non perdervi nessun dettaglio sui movimenti del Napoli.